venerdì 7 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da Emanuela per leggere insieme i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto c'è la cronaca. Cominciamo con la notizia dell'ultima ora. C'è stato un blitz effettuato in un condominio a Catania, la polizia ha sequestrato 37 kg di cocaina e in manette è finito un 45enne. Un continuo andirivieni di persone, prevalentemente giovani, che entravano ed uscivano da quel condominio, tanto da insospettire le forze dell'ordine. In un'operazione antidroga effettuata a Catania, i falchi della polizia hanno arrestato un uomo di 45 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato dopo una serie di appostamenti che si sono concentrati su un inquilino dell'ultimo piano dello stabile. I poliziotti della squadra mobile hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e l'hanno trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 1 chilo. Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, gli agenti in un baule del ripostiglio hanno trovato altri panetti di cocaina per un peso complessivo di 37 kg, alcuni confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima. L'uomo è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso invece torniamo ad occuparci della strage di Altavilla. È stata condannata a 12 anni e 8 mesi di carcere la figlia di Barreca perché partecipò alla strage. È accusato dell'omicidio della madre e anche dei 2 fratellini. 12 anni e 8 mesi di reclusione per la 17enne che insieme al padre Giovanni Barreca e a una coppia di fanatici religiosi ha ucciso la madre Antonella Salamone e i 2 fratellini durante un folle rito di liberazione dal demonio. È la prima sentenza sulla strage di Altavilla Milicia di un anno fa. La ragazza era accusata di omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere. Contestualmente è iniziato anche il processo a Giovanni Barreca, principale imputato della mattanza di Altavilla. L'uomo è capace di intendere e di volere, lo ha stabilito la Corte di Assise di Palermo, che ha quindi respinto l'istanza di dichiarazione di non doversi procedere per infermità mentale presentata dal legale dell'imputato. Ha dei momenti di lucidità in cui ritorna a pensare a quello che è successo? Ha dei momenti di lucidità, però sono sempre caratterizzati da un delirio costante, per cui non so se si può parlare di lucidità nel senso più pieno del termine. Diciamo è una vicenda, è una questione un pochettino mentale e dunque un problema medico. Sotto processo anche Sabrina Fina e Massimo Carendente, la coppia diabolica. La donna nel corso dell'udienza ha reso delle dichiarazioni spontanee. Non ho mai ucciso nessuno, amo i bambini, gli animali e i disabili. Una persona incastrata che è andata lì per portare bene, per portare pace, come è la sua indole pacifica, e si è trovata all'improvviso una situazione derivata. No, non chiuda. Una derivata di un femminicidio derivato e conseguenziale, che lei non ha partecipato né moralmente né materialmente. La donna adesso accusa anche il compagno. Ho chiesto a Carendente di non mettermi in mezzo, ma mi ha costretto a partecipare perché se non avessi preso parte alle preghiere avrei tradito Dio. Fra molto andremo dalla nostra Emanuela e intanto continuiamo con le notizie. Dopo 2 giorni di ricerche è stato trovato al boschetto della Playa di Catania il cadavere di Andrea Di Mauro, l'avvocato scomparso da martedì sera. L'autopsia chiarirà cosa è successo. L'ultima traccia che abbiamo di tuo fratello, questo è il suo motorino. Esatto, il suo motorino che ha parcheggiato il giorno della scomparsa. E la cosa fondamentale per noi è cercare di capire dove si sia diretto dopo. Pochi minuti dopo questo appello il telefono di Daniele squilla, la sua espressione del volto cambia. Intorno alle 12 gli comunicano che poco più là, in un terreno privato, è stato ritrovato il cadavere del fratello, disteso, pancia in aria e adagiato sul suo cappotto. Si è conclusa nel peggiore dei modi dunque la ricerca di Andrea Di Mauro, avvocato catanese di 53 anni, che aveva fatto perdere le proprie tracce martedì scorso dopo aver cancellato tutti gli appuntamenti. Adesso sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, ma sul corpo non c'era alcun segno di violenza. L'uomo, padre di 2 figli, era uscito di casa in mattinata con uno zaino da palestra. Il suo scooter verrà rintracciato poche ore dopo alla fine del viale Kennedy nella zona della Playa di Catania, a ridosso di alcuni stabilimenti balneari.
Le ricerche dei vigili del fuoco, supportati dalla Guardia Costiera e dalla Protezione Civile, partono immediatamente. Il suo cellulare viene agganciato in mare a poco più di 600 metri di distanza dalla costa. È stata effettuata una ricerca tramite ponte radio e che dava l'ultimo segnale proprio in mezzo al mare, dove ovviamente non poteva stare col telefono acceso. Poi subito abbiamo cominciato a suddividere l'area in settori. Questa mattina abbiamo deciso di iniziare a coprire un primo settore che era dall'altro lato del viale Kennedy. Ed è stata proprio in quest'area che alla fine è stato ritrovato la persona. La svolta nella mattinata di giovedì. Nel terreno adiacente agli stabilimenti balneari utilizzati per il motocross, dei ragazzi notano la presenza di un corpo e lo segnalano al proprietario. È successo qualcosa, esce uno con la motocicletta di qua, la palla l'ha urtato, è successo perché vedevo che era una voce veramente preoccupante. Non hanno trovato sta persona e basta. Il telefono di Andrea risulterà spento alle 12:40 di martedì. Oggi il tragico epilogo. Adesso torniamo allo scandalo dei referti non esaminati all'ASP di Trapani. Da un lato le migliaia di pazienti in attesa di questi esami, che sono certamente esami fondamentali, dall'altro invece le spese dell'ASP per promuovere l'immagine. È stata completata anche l'ispezione disposta dall'assessorato in attesa anche di esame, di tanti altri esami che dovrebbero arrivare e che non sono ancora stati consegnati ai pazienti. L'assessorato regionale alla salute ha già concluso l'ispezione all'ASP di Trapani. I numeri dell'emergenza sulla refertazione degli esami istologici in attesa sono davvero gravi. Rimangono da refertare 1.405 campioni del 2024 e 1.908 del 2025, quindi 3.300 campioni. Si tratta di una vera corsa contro il tempo, data di scadenza fissata entro il 14 marzo prossimo, così per venire incontro alle esigenze dei pazienti che attendono da mesi questi fondamentali esami per iniziare la loro terapia. Ad esaminare i vetrini saranno anche le ASP di Palermo, Catania, Caltanissetta, poi Villa Rosina, Cervello, Civico, Fondazione Giglio e Policlinico di Palermo. E mentre i ritardi si accumulavano e i pazienti attendevano, l'ASP di Trapani dal 24 luglio e fino alla fine dell'anno ha investito 100.000 euro per promuovere la sua immagine. Intanto l'onorevole Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, solleva nuovi interrogativi a proposito dello scandalo che sta investendo l'ASP. A Trapani, dice, smarriti esami istologici e operazioni al buio. Io spero che i responsabili di questa tristissima vicenda vengano cacciati in fretta, perché l'idea che si debba aspettare 8 mesi per un esame istologico, il fatto che si siano smarriti degli esami istologici, che delle operazioni si possano essere fatte al buio, senza biopsia, perché non c'erano gli esami istologici, sono roba da Burundi. Abbiamo sentito le parole anche dunque di Davide Faraone. Adesso facciamo un punto su quello che fino a questo momento abbiamo raccontato con i servizi. Allora, partiamo intanto da quest'ultima notizia, cioè l'ASP di Trapani ancora nella bufera con 3.000 referti in ritardo. Vediamo sulla pagina di Repubblica Palermo di oggi, a pagina 3, quindi ancora notizia in primo piano, 3.000 referti in ritardo, ma il manager di Trapani finanzia un premio alle eolie, come abbiamo sentito anche nel servizio. Venivano investiti dei soldi appunto per fare promozione, nel frattempo gli esami non venivano refertati. Bufera su croce per le spese di comunicazione, mentre i malati di tumore appunto aspettavano gli esiti, e spunta anche la vicenda delle provette smarrite. Quindi su tutta questa vicenda adesso si dovrà fare chiarezza. Andiamo a vedere le altre notizie dei servizi che abbiamo mandato in onda, e quindi sicuramente in primo piano la strage di Altavilla Milicia, perché è arrivata la prima condanna. Come abbiamo sentito, è stata condannata la figlia di Barreca, l'unica dei figli sopravvissuta appunto a questi orrori che sono stati effettuati in questa villetta. La ragazzina è stata condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Ricordiamo che è stata giudicata dal Tribunale dei minori perché era minorenne all'epoca dei fatti. E poi siamo sulla pagina della Gazzetta del Sud, dove
vengono raccontate e ricordate anche le dichiarazioni della ragazza che sono state rese agli inquirenti. Lei aveva rivelato che la prima a morire durante questi riti macabri era stata la mamma, l'ultimo il fratello Kevin. Piattini e altri oggetti, aveva detto la ragazza, sono stati bruciati là sopra insieme al corpo di mamma. Il fuoco è durato alcune ore, ma non saprei quanto. Durante queste cose sono rimasta come paralizzata perché avevo paura, tanto che avevo pensato anche al suicidio. Queste le parole appunto della ragazza. Antonella, la madre, fu la prima a morire, fu percossa con pentole e attrezzi incandescenti, legata, privata di cibo e acqua e morì per le torture subite. La ragazzina aveva detto: confermo le torture, ma non so come è morta mia madre, se per infarto o quando sia io che mio fratello le davamo calci. E quando Emanuel, l'altro fratellino, aveva cominciato a piangere, sarebbe stata Fina, una dei due della coppia diabolica, i Santoni, a dire che era posseduto e che bisognava bloccarlo a letto con le catene. Al piccolo era stato fatto bere caffè con la siringa e il biberon e per indurlo al vomito alla fine morì per insufficienza respiratoria causata dall'asciugacapelli rovente che era stato introdotto in bocca. Sono veramente dei racconti agghiaccianti, Angelo, agghiaccianti, soprattutto fatti da una ragazzina che ricorda appunto come è morta la madre. Poi lei ancora diceva, c'era Massimo che diceva di avere mal di testa e quindi iniziò a dire che anche Kevin aveva i demoni. Non ricordo se Kevin urlava solo quando era nel corridoio, poi non so. E poi sempre lei dice: sono entrata nel panico perché Sabrina, sempre appunto la moglie di Carendente, iniziò a dirmi le medesime cose che avevano già detto a mia madre. Mi diceva di tenere lo sguardo basso, pur avendo detto a mio padre che quella situazione non mi piaceva. Lui mi rispondeva dicendo che dovevamo pensare a Emanuel, che comunque era morto. Ricordo che era disperato per quello che era successo e piangeva anche se non mi ascoltava lo stesso. Insomma, queste le parole di questa ragazza che, come vediamo sulla Sicilia, è stata condannata a 12 anni. La strage di Altavilla, appunto, sentenza di condanna per la 17enne accusata dell'omicidio della madre e dei suoi 2 fratellini. Parte anche il processo ai coimputati. Per la Corte il padre non è infermo di mente. Cambiamo argomento e andiamo a vedere un'altra notizia di questa mattina che abbiamo sentito a Buongiorno Sicilia, cioè la scomparsa dell'avvocato catanese. Siamo sulla Sicilia di oggi. Erano stati fatti anche degli appelli da parte dei familiari alla trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3. Purtroppo ieri il tragico epilogo: è stato trovato il corpo senza vita di Andrea Di Mauro. Il cadavere non presentava segni di violenza, è stato localizzato attorno alle 11 da un cane dei vigili del fuoco in un terreno a San Francesco l'Arena, vicino al Lido delle Capannine. Siamo appunto nella zona della playa di Catania. Abbiamo ancora un ultimo servizio da farvi vedere e poi torneremo ancora ai giornali, e riguarda il meteo, la situazione di allerta arancione in Sicilia, in particolare sul versante orientale. Sono diversi comuni della Sicilia diciamo ionica che hanno disposto anche la chiusura delle scuole. Ma sentiamo e vediamo il servizio. Una Sicilia tutta gialla eccetto la costa ionica messinese e catanese dal colore arancione. Così si presenta la cartina geografica della Protezione Civile regionale, che annuncia un allertamento per la nostra isola venerdì 7 marzo. L'area di bassa pressione presente tra la Tunisia e lo stretto di Sicilia potrebbe determinare una fase di maltempo sullo Ionio e sul Tirreno meridionale, associata a un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Per questo il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore della mattinata precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, con particolare riferimento ai settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Agitati lo stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale, molto mossi lo Ionio meridionale e i restanti settori del Tirreno meridionale. Si invita a prestare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e a monitorare i corsi d'acqua che potrebbero esondare.
Cautela a chi si mette per strada. Il maltempo è previsto per una durata di 24-36 ore. E adesso torniamo di nuovo da Emanuela Corsi, vedete già alle sue spalle la cartina proprio che abbiamo visto che annuncia questa allerta di colore arancione per il settore ionico. Esatto, siamo sulla Gazzetta del Sud, nella zona ionica scuole chiuse appunto in 25 comuni per allerta meteo. Peggiorerà già da questa mattina la situazione sulla Sicilia orientale, vediamo appunto in arancione l'area che tra le province di Messina e Catania. Per quanto riguarda Messina, chiusura delle scuole a Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Forza d'Agro, Savoca, Limina, Antillo, Furcisicolo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici. Questi sono appunto tutti i comuni che oggi nei quali appunto i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole: Nizza di Sicilia, Fiume di Nisia, Literme, Ali, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti e Moio Alcantara. Quindi 25 appunto per quanto riguarda il messinese, ce ne sono anche altri in provincia di Catania. E allora andiamo a chiudere con la rassegna che riguarda la nostra regione. Vediamo anche le prime pagine, gli approfondimenti di alcune notizie che ancora non abbiamo visto. Sì, allora vediamo, partiamo proprio dalla Gazzetta del Sud, ci focalizziamo soltanto sulle notizie siciliane. Allora andiamo a vedere nel taglio alto, si torna a parlare delle morti sospette all'ospedale Papardo di Messina, che hanno portato alla chiusura di 2 sale operatorie, ricordiamo, di cardiochirurgia. Le valvole non avevano difetti. E poi a Messina i parcometri che sostituiscono il gratta e sosta, quindi la novità per quanto riguarda gli automobilisti alle prese con i parcheggi in città. E poi sempre nel taglio alto vediamo anche qui la condanna alla figlia di Barreca per la strage di Altavilla Milicia. Andiamo a vedere anche il Giornale di Sicilia. Questo è il tema che approfondiremo tra poco per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale, ma se ne parla anche in chiave siciliana, cioè il riarmo dell'Europa. Il salasso toccherà la Sicilia. Avviso ai presidenti di regione: il recupero del budget per le spese militari, così come stabilito appunto dai leader dell'Unione Europea, passerà dal taglio dei contributi comunitari e i ritardi sui progetti dell'isola potrebbero adesso risultare fatali, perché questi fondi non spesi potrebbero servire proprio per il riarmo dell'Unione Europea. Schifani riunisce tutti i dirigenti che si occupano di programmazione per fare il punto sui margini di manovra. Non potremo tirarci indietro. Oggi c'è un'intervista a Carlo Cottarelli che dice necessario intervenire, ma non può bastare una cifra inferiore, parla dei conti del vecchio continente. E ancora vediamo la fotonotizia dedicata appunto alla strage di Altavilla. Vediamo Giovanni Barreca con la moglie che è stata torturata fino alla morte durante questi riti per scacciare, secondo loro, il demonio. Altavilla condannata intanto la figlia, prima sentenza per la strage nella villetta. Ieri, come abbiamo sentito, è partito il processo invece per quanto riguarda Barreca e gli altri 2 imputati, che sono i 2 Santoni, Carendente e la compagna Fina. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Nel taglio alto vediamo appunto la strage di Altavilla, condannata la figlia minorenne, quindi una notizia che troviamo su tutte le prime pagine oggi. E poi ancora vediamo Ustica, i familiari delle vittime contro la richiesta di archiviazione, una strage impunita. Oggi c'è un'intervista sulla Sicilia per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda Fratelli d'Italia. In chiave regionale, un'intervista a Manlio Messina dopo le sue dimissioni da capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. In Sicilia per Fratelli d'Italia scossa positiva, e poi lui dice: i fondi del turismo rifarei ogni cosa.
Andiamo a vedere ancora sotto, le discariche siciliane sono sature entro 9-10 mesi, la regione ai gestori chiede più spazio. E poi lo scandalo anche qui dei referti per quanto riguarda l'ASP di Trapani, a Marsala anche casi di istologici smarriti, chieste le dimissioni del manager Croce. A Siracusa, per la cronaca, bus a fuoco sulla strada provinciale, forse un guasto meccanico, 50 passeggeri in salvo. Vediamo velocemente anche l'ultima prima pagina, Angelo, quella di Repubblica Palermo, con questa notizia in apertura, cioè dimissioni in massa dei dirigenti, regione, fuga dagli uffici fantasma, l'assessore in uscita, il vertice burocratico sfiduciato da Schifani, il caso acque e rifiuti, lasciano in 48 ore tra responsabili delle dighe addetti alla sicurezza, troppe responsabilità. E ancora la strage di Altavilla, la condanna alla figlia di Barreca, e poi vediamo la città invisibile queer raccontata in un docufilm. Vediamo se c'è qualche altra notizia che possiamo vedere in prima pagina e vediamo il regista Roberto Andò. Oggi appunto su Repubblica Palermo, porto in TV Scianna, artista della luce. Grazie Emanuela, fra poco da te per la lettura invece dei quotidiani nazionali, per avere le notizie che arrivano dall'Italia e anche dal resto del mondo, ma intanto è il momento di avere notizie in tempo reale da quello che accade sulle strade della Sicilia orientale. Per questo ci colleghiamo con il sovrintendente Dario Martello della Polstrada Sicilia Orientale. Stamattina ci troviamo ad Enna. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Iniziamo subito con la provincia di Enna, dove rimane ancora chiusa la rampa di immissione dallo svincolo di Caltanissetta direzione Catania. Abbiamo la presenza di nebbia tra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna, quindi molta prudenza agli utenti. Rimane chiuso ancora lo svincolo di Enna per chi deve recarsi nel capoluogo ennese con direzione Catania-Enna, quindi ultima uscita è lo svincolo di Mulinello. Sulla tangenziale di Catania abbiamo il solito traffico con code direzione Siracusa. Oggi anche in direzione Catania Centro abbiamo traffico, ma lo troviamo anche in direzione Catania Centro verso i caselli di San Gregorio per causa di un mezzo pesante rimasto in panne. Comunque le nostre pattuglie sono sul posto per la viabilità. Sulla SS 121, la Catania-Paternò, rimane chiuso al traffico veicolare in entrambe le direzioni nella fascia oraria tra le 20:30 e le 6:30, rimane chiusa tra lo svincolo di Mister Bianco e Val Corrente. Passiamo in A18 sulla Catania-Siracusa Modica, dove tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa persiste il divieto dei mezzi pesanti con massa pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Allora, per le situazioni di oggi, vista le situazioni avverse, dobbiamo avere molta prudenza per il formarsi di pozze d'acqua. Come consiglio, in prossimità dei weekend, si ricorda ai camperisti che durante la marcia tutti i passeggeri devono stare seduti ai propri posti con le cinture di sicurezza allacciate. Per oggi non abbiamo fortunatamente nessun'altra criticità. Dalla Polizia Stradale è tutto, una buona giornata e buon weekend. Grazie a lei dottore Martello, appuntamento con la Polizia Stradale, compartimento Sicilia Orientale lunedì mattina. Adesso invece diamo uno sguardo alle condizioni della viabilità a Catania in particolare. Vi mostriamo come la situazione sia piuttosto è chiaro, c'è molto traffico, il tempo, la pioggia in qualche modo rallenta e vedete che in entrambe le direzioni, sia in direzione Mister Bianco, direzione Policlinico, sia in direzione Ognina, il traffico è piuttosto rallentato in questo momento. In via Vincenzo Giuffrida la situazione sembra essere decisamente migliore, anche
anche se osserviamo come in ingresso le auto, quindi in discesa in questa immagine incominciano ad essere, diciamo, piuttosto numerose, e mentre invece in uscita dalla città per il momento la situazione sembra abbastanza tranquilla. Ci fermiamo, fra pochissimo torneremo di nuovo insieme per leggere i giornali insieme ad Emanuela, saranno i giornali nazionali fra pochissimo. Rieccoci in studio, è il momento di leggere i quotidiani in edicola, vedo già il Corriere della Sera, allora Emanuela. Sì, dicevamo prima, in primo piano oggi c'è questa notizia, l'Unione Europea che si compatta sul piano di riarmo, vediamo il Corriere della Sera, Europa via libera al piano di riarmo. Von der Leyen, siamo in pericolo, giusto difenderci, sostegno a Kiev, il veto però di Orban. Zelensky, vertice tra noi e gli Stati Uniti a Riyadh. Meloni, sì, ma non usino i fondi di coesione. E poi Putin contro Macron, si ricordi la fine di Napoleone. Queste le parole di Putin. Poco velata questa minaccia. Esattamente, ma poco. Vediamo poi nel taglio centrale la fotonotizia oggi dedicata a Lady Gaga, che dice: sono italiana, un orgoglio e celebro le mie fragilità. Lady Gaga si racconta, la musica, gli affetti, questo mondo è confuso. E poi domani la festa delle donne, c'è questo articolo di Dacia Maraini, mai arretrare sui diritti conquistati dalle donne per quanto riguarda l'8 marzo. E poi una notizia che riguarda Papa Francesco, che è stato è tornato a parlare, la sua voce è stata fatta sentire anche nei TG nazionali, la voce del Papa: grazie, pregate, io vi accompagno, l'audio in San Pietro. E poi una buona notizia per quanto riguarda i tassi, giù dello 0,25 il nuovo taglio della BCE, gli effetti su titoli, mutui e prestiti soprattutto. Andiamo a vedere le altre prime pagine. La Repubblica con il riarmo, arriva il sì di Meloni, intesa sulla difesa comune, documento in 5 punti su Kiev al vertice dell'Unione Europea, ma la Premier dice non useremo i fondi di coesione. E poi anche qui Putin contro Macron, farà la fine di Napoleone. La Stampa, Ucraina, Meloni apre a Macron, questa è la novità. Il generale Portolano, intanto al summit militare della coalizione dei volenterosi, l'Italia no all'uso dei fondi di coesione. Abbiamo detto c'è questo accordo da parte dei paesi dell'Unione Europea per il riarmo, ma su Kiev Orban si sfila. Putin, non rinunceremo mai a ciò che è nostro. E poi vediamo Piazza Rossa con la passerella del Ferrari per le vie di Milano, 10.000 tifosi in delirio per Hamilton, che vediamo in questa foto, che incontra appunto tutti i tifosi del Cavallino, e Leclerc. Ancora vediamo Avvenire, una pace in difesa, dai leader via libera al piano von der Leyen per rafforzare la cooperazione militare, Meloni no alle truppe dell'Unione Europea in Ucraina, ma è al vaglio una presenza al tavolo di Parigi. E poi vediamo ancora altre notizie, la sanità, medici di base, la riforma accelera ma divide ancora l'inquadramento come dipendenti verso il Consiglio dei Ministri. Il resto del Carlino, oltre all'apertura, appunto guerra di nervi tra Putin e l'Europa, però vediamo nel taglio alto anche la cronaca. Si torna a parlare del caso della morte di Pierina, perché adesso anche la nuora è indagata per aver, per favoreggiamento. Ecco. Ricordiamo che al momento l'unico imputato è Luis, quindi Manuela contro Luis. La consulente Bruzzone dice
dice lei, non è credibile. Ma presto per i due amanti ci potrebbe essere un faccia a faccia, quindi un confronto in un incidente probatorio. Secondo gli inquirenti, Manuela avrebbe coperto proprio Luis, l'ex amante, che è accusato dell'omicidio appunto di questa anziana signora. E poi vediamo sempre per la cronaca, nel taglio basso, ancora il caso di Saman. Il fratello al processo, dice lo zio l'ha prese. Ascoltato appunto il fratello della ragazza, ricordiamo, uccisa dalla famiglia perché voleva vivere all'occidentale, si rifiutava di sposare lo zio. Ancora un altro caso di una donna, di una ragazza che è morta, lei aveva 23 anni, è morta nel 2023, uccisa dal fidanzato. Niente ergastolo per il fidanzato di Iana, l'ira del padre, mia figlia uccisa 2 volte. Il ragazzo è stato condannato a 20 anni, ma nella sentenza, secondo i giudici, non c'era la premeditazione. E poi vediamo anche qui l'audio del Papa, grazie fedeli, la voce registrata appunto dal Gemelli. Il Messaggero di oggi, vediamo, difesa dell'Unione Europea, spese senza vincoli, via libera dei 27 al piano von der Leyen per aumentare gli stanziamenti per la sicurezza. Svolta di Berlino sul patto di stabilità, il Consiglio apre alla revisione, sostegno a Kiev senza Orban. E poi vediamo un altro caso di cronaca di cui si sta parlando in questi giorni, perché si riapre il caso della morte di Liliana Resinovic, la morte di Liliana sui sacchi, il DNA dell'assassino. Quindi si riapre sotto un'altra chiave questa morte, perché all'inizio si parlava di suicidio, adesso invece si propende per l'ipotesi dell'omicidio. E vediamo anche il Giornale, ecco qui la super perizia che dice Liliana Resinovic fu strozzata, possibili tracce dei killer. Ancora vediamo il Sole 24 Ore. Per la difesa la partita è da 30-35 miliardi, questi i costi per l'Italia, secondo il quotidiano appunto che si occupa di economia. La Commissione europea punta ad aumentare gli impegni di spesa per l'1,5% del PIL. Andiamo veloci, Angelo, vediamo magari ancora un paio di... ho visto anche sempre sul Sole 24 Ore che in qualche modo c'è un mezzo passo indietro di Trump, che ha cambiato idea sui dazi a Messico e Canada, li ha sospesi fino al 2 aprile. Bisognerebbe capire perché questo evidentemente sta riflettendo su come e su cosa mancherebbe evidentemente agli Stati Uniti come materiale, perché imponendo questi dazi così forti chiaramente li riceveranno a loro volta, insomma, diciamo. Infatti Commercio nel caos non è scritto a caso, perché anche queste notizie, annunci, poi rettifiche e via dicendo, chiaramente creano una destabilizzazione a livello globale, soprattutto per quanto riguarda il tema del commercio e delle esportazioni. E diciamo, in conseguenza di questo poi le borse vanno in altalena, no? Le grandi borse, perché Shanghai ha chiuso, faccio un esempio, a meno 0,25, Shenzhen a meno 0,53%. Queste sono alcune delle chiusure delle borse asiatiche. Andiamo a vedere adesso Il Giorno, invece, questa notizia, sempre per la cronaca, la storia di una donna che fa un appello: io madre da sola, una donna di Bergamo con bimbo disabile, non trovo casa, ho sentito 40 no. E poi vediamo un'intervista ai Comacose dopo il successo di Sanremo con questa canzone che è diventata un tormentone, Cuoricini, la cantiamo anche noi ogni tanto. Ecco, non solo cuoricini, musica e vita, ci vuole impegno. E a proposito di cuoricini, e con questo chiudiamo, Italia Oggi, processo, WhatsApp fa prova, quindi anche WhatsApp viene utilizzato come prova poi ai fini processuali, sia nel rito civile che in quello penale. E non solo i messaggi scritti, anche quelli vocali e perfino le emoticon hanno un peso. Per esempio, un addebito della separazione è stato provocato proprio dai cuoricini, cioè in un caso i cuoricini mandati all'amante sono stati sufficienti per provocare l'addebito della separazione. Quindi attenzione
attenzione ai cuoricini. Esattamente, grazie Emanuela, fra poco torniamo da te. Prima però volevo dire, c'è un'agenzia che ci rassicura sulle condizioni di Papa Francesco. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato poco dopo le 8, quindi da 35 minuti. Questo è quanto comunica la sala stampa vaticana. Ci dobbiamo fermare, vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi di nuovo insieme, stavolta però per il primo degli ospiti della nostra mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Su gran parte d'Italia resiste ancora l'anticiclone, ma una perturbazione nordafricana raggiunge venerdì le isole maggiori portando un peggioramento del tempo che sarà più consistente proprio in Sicilia. Infatti vediamo questa giornata di venerdì decisamente perturbata con piogge e rovesci anche intensi sui settori ionici dell'isola. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in leggera diminuzione nei valori massimi, generalmente non superiori ai 15-16 gradi. Tornerà un po' di neve anche su rilievi etnei oltre i 1500-1600 metri. Per quanto riguarda la giornata di sabato avremo ancora un po' di instabilità, specie nella prima parte, con qualche altro piovasco a carattere sparso, ma alternato a schiarite e in progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature sabato si mantengono stazionarie con valori massimi intorno ai 15-16 gradi. Attenzione ai venti piuttosto intensi da est. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci di nuovo in studio, benvenuti e bentrovati a Buongiorno Sicilia. Devo dare il buongiorno alla professoressa Liliana Nigro, buongiorno. Buongiorno a lei. Che è docente di storia del costume per lo spettacolo dell'Accademia delle Belle Arti di Catania. Stamattina parliamo di una iniziativa particolare, di una manifestazione particolare che è legata certamente alle celebrazioni dell'8 marzo, ma ha una... anticipa intanto le celebrazioni e comunque ha anche diversi obiettivi, tanti obiettivi, non solo ricordare l'8 marzo. Diciamo che tutto si svolge oggi pomeriggio, 17:30, saremo a Zafferana. Allora, la parola cardine, il leitmotiv di questo nostro incontro stamattina, lei ha proprio toccato la giusta nota, diversamente. La parola diversamente apre, introduce questa manifestazione che proprio oggi, 7 marzo, precede, un po' come il sabato del villaggio, precede quello che sarà la festa della donna. Come bene ha detto lei nel nostro cappelletto introduttivo, io sono una docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, non credo fortemente alla festa della donna perché accetterò la festa della donna quando si istituirà la festa dell'uomo, quindi per adesso ci divertiamo e ci concentriamo a fare qualcosa prima. Cosa c'entra la moda con la realtà sociale? Per me c'entra molto perché moda, proprio nell'etimologia della parola, vuol dire modo, il modo di affrontare le diversità, di intercalarsi con gli altri. Intercalarsi con gli altri vuol dire, io penso di essere una persona fortunata nella vita perché io provengo da un piccolo paesino che è Buccheri, proprio arroccato, sono una paesana, arroccato sulle montagne e ho fatto strada, 67 km ma sempre strada è e spero approdare a Catania. A Catania prima ero allieva dell'Accademia di Belle Arti e oggi con grande pregio e con grande gioia sono una docente. Allora penso che noi che abbiamo in qualche modo realizzato il nostro sogno della vita possiamo e dobbiamo dare agli altri. Io ho conosciuto questa realtà incredibile di questa CTA che è Villa Letizia. Fra le altre cose mi dia il tempo di ringraziare Fabio Allia, Ausilia Parrinello, che sono le persone che mi hanno accolto a braccia aperte. Io ho sempre avuto una predisposizione di legarmi, un po' come diceva Flaubert, che se un pazzo ti guarda dall'altra parte del marciapiede vuol
vuol dire che riconosce in te qualcosa? Questa cosa mi preoccupa seriamente, perché devo dire che in questa casa, in questo nobile mondo, io lo chiamo, ci sono parecchi ragazzi, parecchie persone che hanno delle difficoltà importanti, dalla schizofrenia a delle patologie mentali incredibili. Io faccio moda e in qualche modo penso di avere una bacchetta magica, vestire queste donne diversamente abili. Poi cosa vuol dire diversamente abili? Vestirle da principesse, camuffare il proprio essere travagliato e difficoltoso con degli abiti incredibili, e quindi insomma sono approdata lì, li ho conosciute e ho capito che si può e si deve fare qualcosa. Sono 13 indossatrici. 14 perché abbiamo convinto, sì, questa vabbè, lei è preparatissima e non ci piove, però come piove fuori, però, stanotte io purtroppo soffro di insonnia e questa mia insonnia... È una io malattia comune l'insonnia. No, ormai, ma non la curerò mai, perché 12 ore soltanto diurne non mi basterebbero per fare le cose che faccio. Quindi abbiamo coinvolto anche la dottoressa Parrinello, che proprio per essere uguali, perché siamo figli tutti dello stesso Dio, quindi abbiamo coinvolto anche la psicologa del centro a vestirsi e quindi a capitanare un po' questo gruppo. Stasera ci sarà, comincia il pomeriggio di 7:30, però non ci sarà soltanto la sfilata. No. Ci sono diversi momenti, ci sono degli artisti, ci sono dei professionisti, è un modo per stare insieme e per trasmettere un messaggio che può arrivare dall'arte, che può arrivare dai vestiti, può arrivare anche da chi nella vita poi si occupa di determinate materie. Nel caso specifico, voglio dire, qui ci occupiamo di persone che hanno una difficoltà anche a rapportarsi con il mondo. Allora sì, ci sono tanti ospiti, perché io credo in una cosa, non è l'effetto placebo, proprio io penso che la grande bellezza salverà il mondo, e allora come potevo non pensare alla musica o al canto o alla danza, o persone come Filippo Di Mauro, come persone che allora... Cominciamo, intanto vorrei fare un punto su questo, tante volte si organizzano degli eventi non tenendo in considerazione proprio del modo di essere di questi pazienti. Potevamo fare una gran soirée, fare la sera, no? Però questi pazienti, la sua sera, il suo reagire con gli altri, è proprio quel range di tempo. Quindi ho detto spostiamo tutto, che ce ne frega degli ospiti, cioè gli ospiti vanno bene, il pubblico graditissimo, però il nostro punto focale sono i pazienti. Quindi 17:30 Comune di Zafferana, aula consiliare, e ringrazio il sindaco che è stato sempre accanto a noi per sostenere questo. Ci saranno musiche, ci saranno danze, quindi ho pensato ad Amedeo Falla, che è il cantante che ha aperto i festeggiamenti agatini con la messa dell'Aurora, con tutte le altre cose fatte inerenti, dediti alla festività di Sant'Agata. Maria Grazia Tringale, Erika Ragazzi, la danza storica di Nino Graziano Luca, la New Dance con un ballo sociale, insomma tutto e di più. È un calderone, una sorta di fucina de festo, dove a me tocca, io non leggo bene la musica, cantavo, però ho sempre avuto l'ambizione di fare il direttore d'orchestra, quindi questa bacchetta questa sera non me la toglierà nessuno, sì, la utilizzo. Senta, ci sarà anche un artista gioielliere per nobilitare anche gli abiti che vengono indossati? Allora, io provengo dalla 23esima mostra dedita a Sant'Agata, perché mi interesso di costume e moda, e quindi il gioielliere delle dive, lui ha fatto orecchini per Madonna, per Beyoncé, ha fatto delle cose pazzesche, Maurizio Fragalà, e li ha fatti anche per me, l'ultimo chiodo del carro, però insomma sono orgogliosa di portare le sue creazioni. Queste sue creazioni verranno indossate da tutte 14 modelle, e fra le altre cose la parte estetica la dobbiamo dire grazie anche all'ARS, a questo gruppo meraviglioso di scuola tecnica e professionale, che ci aiuterà a rendere ancora più belle le nostre principesse speciali. Prima di salutarci, professoressa, volevo tornare un attimo sulle persone che vivono il disagio, che hanno difficoltà, e occasioni come quella di oggi sono diciamo importanti, perché possa arrivare un messaggio a chi magari non vive quotidianamente con loro, ma possono anche incontrarli per strada in un momento particolare, perché queste persone hanno perso la bussola, fra virgolette, nel senso che sono disorientate, non sanno cosa fare. Allora la sensibilizzazione da questo punto di vista è fondamentale, quindi l'occasione di oggi pomeriggio è anche un messaggio.
È un messaggio, e questa cosa mi emoziona molto, perché noi siamo andati, li abbiamo conosciuti, e consideri che c'è gente, lei ha detto proprio bene, c'è gente che ha perso non solo la bussola, ma quel perdere tutto, la circostanza degli affetti familiari, della casa, dei beni, li fa trovare soli. La parola orfano si capisce solo nel momento in cui si vive. Loro si legano a te, ti guardano. La prima volta c'è stata una resistenza incredibile, consideri che c'era una delle nostre modelle per fare la prova che aveva un mollettone in testa e quindi non era molto adeguato alla mise che doveva portare, non si voleva fare avvicinare. Allora io ho pensato, questa titubanza, questa paura gli si deve mettere contro. Non ho seguito un protocollo medico perché non sono medico e non ne sono all'altezza, però ho fatto finta che avevo io la difficoltà di farmi togliere una collana, dovevamo toccarci. Dopo una chiave per comunicare. E quindi siamo arrivati che oggi, quando lei varca il cancello, pensa di essere in un mondo fantastico, ti abbracciano e vogliono che tu sei là con loro. Bella iniziativa, in bocca al lupo, professoressa Liliana Nigro, che è docente, lo ricordiamo, di storia del costume per lo spettacolo dell'Accademia Belle Arti di Catania. Oggi, diversamente donna, a Zafferana alle 17:30 al Comune, per una giornata da passare insieme, da vivere, per dare supporto anche agli altri. Intanto grazie a lei, grazie alla sua redazione, perché come sempre siete dalla nostra parte, e dare voce a chi non ne ha, secondo me già merita un grande applauso. Grazie. Grazie, in bocca al lupo. Ci dobbiamo fermare pochi momenti e poi torniamo con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Allora, adesso la nostra attenzione è sul fumetto, ma più che sul fumetto, intanto sul fumettaro. Buongiorno. Salve, buongiorno. A Maurizio Torrisi, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Che poi, diciamo, utilizza uno pseudonimo che Mautor, insomma, la fusione. Sì, diciamo che è l'abbreviazione di Maurizio Torrisi. Esattamente. Allora, la cosa che mi incuriosisce è com'è che un ragazzino, un bimbo, possa essere attratto da questo mondo. Capisco che alla fine leggere sì, chi non ha letto un fumetto da piccolo, però da lì a pensare di essere lui l'autore, questo voglio dire, è là. Vabbè, diciamo che il fumetto fondamentalmente è una sequenza di immagini fusa con la narrazione, no? Certo. La sequenza di immagini è, diciamo, nell'inconscio atavico dell'essere umano, se consideriamo che gli uomini preistorici hanno le classiche pitture rupestri, no? Anche nelle caverne si trovavano. Esattamente. Questa qua ad esempio è una del libro dei morti dell'Egitto. Qui non parliamo di fumetti, diciamo, dire. No, però c'è, si può notare un'analogia, perché il fumetto non è altro che una sequenza di immagini, certo, che raccontano un evento. Ad esempio il libro dei morti è un esempio proprio di questo, è una sequenza di immagini. Ad esempio c'è, non lo so, la divinità Horus che accompagna Ana nel mondo dell'aldilà e via dicendo, quindi raccontano una vicenda, no? E ce n'è un'altra che è stata considerata molto, ma questo è molto più antico, tipo la colonna Traiana, che racconta la vittoria sulla Dacia dell'imperatore Traiano. Stiamo vedendo altre immagini. Questo invece è un arazzo di qualche 70 metri che racconta una battaglia dell'Inghilterra. Ma come vede ci sono proprio delle vignette, certo, è una sequenza, capito? E ci sono anche le didascalie, quindi fondamentalmente chiamarla la non arte è quasi riduttivo, perché in realtà è la prima forma d'arte, nasce ancora prima della scrittura, come abbiamo detto prima. Nell'uomo delle caverne già. Esattamente, perfetto. Lasciava dei simboli. Sì, che raccontavano la caccia e via dicendo, le guerre tra i clan e via dicendo. Quindi. Allora, io prima ho detto fumettaro, non fumettista. Perché questa scelta? Allora, fumettaro è un termine che si utilizzava negli anni 70, quasi dispregiativo. Però che a me piace, perché fondamentalmente in quegli anni sono nati degli autori straordinari,
tipo Magnus, Bondi, Iacovitti, questi qua. Poi più avanti poi sì, fumettisti anche un po' più tecnico, però mi piace per un fatto nostalgico definirmi più che altro fumettaro. Quindi no? insomma c'è un richiamo crudo, alle origini, più- sì, esatto. alle origini, Sì, alle, sì, alle sì. origini. Adesso ti chiedo anche, ci diamo del tu, dai. Ti affascina di più di questo mondo? Cosa ti affascina di più? Il fatto che si possa con una vignetta, diciamo così, con una rappresentazione grafica lanciare un messaggio, oppure accostare a questa vignetta, a questo una didascalia? Cioè, Allora, a me piace il discorso che, intanto mi piace fondamentalmente il raccontare le storie, ad esempio amo molto il cinema per questo, no? Però il fumetto è un mezzo più semplice che accoppia due linguaggi, che è quello grafico e quello della letteratura. Ad esempio, stiamo vedendo adesso delle cosine tue proprio. Ah sì, questo l'ho fatto assieme a Giovanni Romanini, che adesso non c'è più, che è stato, diciamo, il Jimi Hendrix del fumetto italiano. Quindi a me piace questa fusione, questo linguaggio che a tratti può essere semplice, ha un impatto, a volte basta una vignetta semplice per avere un impatto molto evocativo. Prendiamo Corto Maltese di Ugo Pratt, ad esempio, no? 2 linee, ma aveva un impatto emotivo molto... quindi questo mi piace, la semplicità che mette insieme due forme d'arte. E in questa tua esperienza vissuta collaborando anche con tanti, diciamo, altri. Se ho collaborato con dei professionisti? Sì, cioè voglio dire, ne abbiamo citato uno prima. Che cosa, cosa resta dalla collaborazione? Perché magari ci sono... Vabbè, è sempre un modo di crescita, perché sempre anche, ma anche a conoscere sia un collega meno dotato, c'è un motivo di crescita. Io fortunatamente ho conosciuto sempre degli autori che hanno un talento molto superiore a quello mio, quindi ho potuto attingere da loro. Tipo ad esempio nei miei fumetti ci hanno collaborato pure Alessandro Piccinelli, che è copertinista di Zagor, e abbiamo sto rapporto di che ci aiutiamo l'un l'altro, tipo mi serve una tavola, me la disegni tu e via dicendo, e abbiamo queste collaborazioni qua, ma è sempre un motivo di crescita comunque. Ma un'altra curiosità, il fumetto è cambiato. Cambiato Sì. il fumetto, è cambiato anche il mercato. Sì. Perché prima si andava in edicola. Adesso ci sono le fumetterie, si acquista anche online. E quindi insomma, ma è cambiato soltanto il modo di acquisto o è cambiato anche l'approccio di chi diciamo, è un appassionato di fumetti? Allora, negli anni 70 e 80, diciamo, negli anni 80 ci fu una crisi, comunque negli anni 70 il fumetto era visto come svago e tu compravi il fumetto per passarti un paio d'ore e via dicendo. Adesso c'è una sorta di mania del collezionismo, tant'è vero che le case editrici hanno delle trovate molto furbe, cioè ad esempio di un unico prodotto ti fanno diverse copertine, sempre dello stesso prodotto, le chiamano variant. E quindi praticamente il lettore... Ma questo perché? Per vendere 5 volte lo stesso numero, perché il collezionista, pur di avere tutte e 5 le copertine, perché ormai, voglio dire, magari i contenuti... C'è una sorta di malattia del collezionismo, magari non fanno caso ai contenuti, interessa quella copertina. Esatto. Ma diciamo c'è una cultura della copertina, perché anche i grandi i settimanali importanti, le grandi riviste, ci sono delle riviste che magari una copertina è quotata ad un prezzo. Sì. Nei fumetti immagino ci sia anche la stessa cosa, esatto. No? Dipende dall'autore e dalle tirature, perché loro ad esempio decidono ad esempio una copertina dell'albo, non so, 300 di Spider-Man per dire, la fanno fare a un autore particolarmente quotato, loro ne stampano una tiratura inferiore e poi quel pezzo diventa un pezzo molto ricercato, no? Ma fondamentalmente l'interno è sempre quello. Quindi c'è anche questa cosa qua, quindi il fumetto è diventato anche una sorta di speculazione al giorno d'oggi. Poi la crisi, non credo che ci sia una crisi nel fumetto, io in realtà credo che ci sia una saturazione del fumetto. Negli anni 70 in edicola c'erano 4-5 testate, parlando della Bonelli, c'era Tex, Zagor, Comandante Marca e via dicendo, no? Adesso solamente di Tex esistono 7 serie, per dire.
Quindi si è saturato il mercato, poi ti fanno le edizioni libreria, l'edizione cartonato, l'edizione con la macchinetta del caffè incorporato. Quindi c'è no? stata una diversificazione del prodotto che ha portato a una saturazione proprio del... C'è una saturazione del mercato. E tra i tanti generi di narrazione, qual è quello che ti appassiona di più? Il genere che mi appassiona di più è quello fondamentalmente umoristico e satirico. Però anche quello introspettivo, uno magari dice vabbè, se voglio dell'introspezione mi leggo magari un libro, certo. Però se prendi un autore come Ugo Pratt che ho citato prima, lì trovi diciamo sia l'introspezione, trovi anche la battuta, trovi l'avventura, trovi anche il lato umano, diciamo. Infatti Ugo Pratt è stato definito letteratura illustrata, cioè siamo a un livello, non stiamo parlando di Topolino con tutto il rispetto, siamo a un livello del fumetto d'autore di un certo livello. Quindi ho detto 2 volte livello. Può capitare. C'è una, rispetto a quella che è la tradizione fumettistica italiana, dove ti posizioni? Io? Sì, cioè personalmente, come ti vedi? Allora, dovrei fare una premessa prima. Ci sono sempre state 2 tradizioni, c'è il fumetto popolare e il fumetto d'autore. Il fumetto popolare funziona, prendiamo ad esempio Tex, c'è uno sceneggiatore e uno staff di disegnatori, poi c'è un letterista e via dicendo. Invece ci sono delle regole ben precise, ci sono dei binari, si deve andare su una linea dove che non si può trovare. Cioè 2 binari paralleli che non si incontrano. No, esatto, ma soprattutto ci sono dei paletti che non si possono oltrepassare. C'è diciamo il cosiddetto political correct, giusto? Ma poi c'è invece il fumetto d'autore. Il fumetto d'autore è tipo come un romanziere, no? Sarebbe dire tu te la canti e tu te la suoni, cioè ti scrivi la storia, esatto, ti scrivi la storia, ti fai i disegni e via dicendo, e poi viene pubblicata senza una periodicità. Quando ne finisci uno, tipo questo, lo propone alla casa editrice, lei te lo pubblica, se ti va bene. E quello però ti propone una libertà maggiore, capito? Certo. Ti propone una libertà maggiore, tu puoi fare anche giocare con gli stili, puoi anche giocare con le frasi, inventarti anche un frasario tutto tuo, prende Camilleri con Montalbano ad esempio, no? E quindi io mi colloco nel fumetto d'autore perché mi offre più libertà, cioè io a lavorare in una catena di montaggio come la Bonelli non ce la farei, perché hai delle scadenze, hai la pistola puntata. Sei diciamo un battitore libero che quando ha l'ispirazione in quel momento traduce l'ispirazione in qualcosa di concreto. Sì. Allora, che cosa c'è di nuovo? Cosa stai preparando? No, adesso ora come ora avevo una mezza idea di fare, diciamo che ho diversi progetti in testa, poi ci sarà sempre quello che prenderà il sopravvento, sì, che magari potrebbe essere un qualcosa che non ho assolutamente progettato. No, ora avevo intenzione di fare delle trasposizioni a fumetti di alcune mitologie greche, no? Tipo, avevo letto, mi ero documentato su alcune cose sulla figura di Medusa. Noi la conosciamo tramite qualche film tipo Scontro di Titani e via dicendo, la vediamo semplicemente come sto mostro orrendo, però in realtà Medusa poi era molto bella, che poi era stata violentata da Poseidone nel tempio di Atena, e quella per punirla, cioè praticamente come si dice dalle nostre parti è bastoniata, no? Ho detto la prima, quindi l'ha trasformata in un mostro, no? E mi piacerebbe fare delle trasposizioni di questi personaggi, ma anche della maga Circe, quella di Ulisse. Quindi insomma sei molto sul mitologico in questo momento. Ma sì, perché la mitologia si presta moltissimo al fumetto, a diverse varianti. Prima di salutarci, consiglieresti intanto a un ragazzino che ne so, che è appassionato di intraprendere questa carriera, diciamo così? Vabbè, se un ragazzino è appassionato, chiaramente io gli consiglio sì di prendere questa carriera. In realtà il primo istinto sarebbe levici mano, detto così, perché non è che offre tutti questi guadagni. Però sì, gli consiglierei però di leggere. Allora, se è solamente per disegnare i pupazzetti dei cartoni animati giapponesi, vabbè, sfogati e via dicendo, ma se vuole intraprendere un discorso serio, cioè diventare un autore di fumetti serio, gli consiglierei di leggere moltissimo e di confrontarsi con quanti più autori possibili, ma soprattutto la lettura è fondamentale.
Grazie a Maurizio Torrisi per essere stato Grazie con a voi. noi questa mattina. Ci dobbiamo fermare, torniamo fra poco, restate con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti più importanti del fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre torna in Sicilia per un concerto l'8 marzo alle 21 al Teatro Ambasciatori di Catania in occasione di Siamo Donne, evento dedicato al 50° anniversario della Giornata Internazionale della Donna e un'opportunità per ascoltare dal vivo le composizioni tratte dal nuovo album di inediti The Joyce. Anche quest'anno il Festival internazionale I Bambini del Mondo dà il via ufficiale alla celebre Mandorlo in Fiore, un programma ricco che prende il via domenica 9 marzo con la colorata sfilata dei gruppi internazionali da Piazza Dominzoni a Piazza Cavour, dove alle 12 si tengono le prime esibizioni. Dal 6 al 9 marzo il Milazzo Film Festival anima il Teatro Trifiletti del Comune Messinese con una programmazione ricca di eventi, proiezioni e incontri dedicati al mondo del cinema e della recitazione. Il Teatro Rivoli di Mazzara del Vallo ospita un viaggio musicale e teatrale nell'universo artistico di Lucio Dalla. L'appuntamento è per l'8 marzo alle 21 con Ciao Lucio, omaggio a Lucio Dalla. Venerdì 7 marzo alle 21 va in scena al Teatro Metropolitan di Catania I Promessi Sposi, Amore e Provvidenza, spettacolo ispirato al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Un weekend alla scoperta dell'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, che apre le porte come tutte le seconde e le quarte domeniche del mese. Appuntamento sabato 8 marzo e domenica 9 marzo per andare alla scoperta della sua meravigliosa storia, visitando i suoi spazi e gustando le sue birre. Sabato 8 e domenica 9 marzo alle 18 va in scena al Teatro Leonardo Sciascia di Aci Bonaccorsi l'esilarante Una notte ad Amsterdam. La storia si svolge nella città conosciuta soprattutto per il quartiere a luci rosse e i coffee shop. Meta da visitare almeno una volta per chi vuole trasgredire legalmente. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E rieccoci di nuovo in studio, vedo già collegato nei monitor di servizio il nostro Edoardo Sergi. Buongiorno Edoardo, stamattina parliamo con te e con il tuo ospite della ZTL attorno al Castello Orsino, per intenderci, in piazza Federico di Svevia. Siamo a Catania, a te la linea Edoardo e vediamo di capire che cosa sta succedendo. Buongiorno Angelo, sì, sono con Alfio Lisi che è il presidente di Free Green Sicilia, un'associazione. Parliamo di ZTL perché diciamo da maggio scorso, quando questa zona appunto è diventata a traffico limitato, sono cambiate tante cose. Si è partiti con un'estate che comunque è andato bene, con i tavolini fuori e i dehors, con i ristoratori contenti. Poi in inverno è cambiato qualcosa perché sappiamo bene che a gennaio è stato fatto un referendum abrogativo proprio per la ZTL che non ha raggiunto il quorum per 900 firme. Da allora c'è stato un incontro col sindaco Tantino che in pratica ha deciso di separare questa piazza in metà ZTL nelle ore serali con una ZTL aperta, mentre un altro lato con la ZTL chiusa. Alfio, intanto qual è la vostra posizione su questa ZTL che è stata molto dibattuta? Allora, la nostra posizione come Free Green Sicilia l'abbiamo già detto quando è stata insediata per la prima volta la ZTL in piazza Federico. In quel caso abbiamo dato il nostro appoggio, il nostro supporto e probabilmente siamo stati anche l'unica associazione a sostenere l'iniziativa del sindaco. Ora non capiamo perché il sindaco abbia fatto marcia indietro, a nostro avviso non ci stanno le condizioni per fare marcia indietro. La gente che vive qui, che vive in questa piazza ha bisogno di benessere, di serenità, di tranquillità e di dormire la notte e non essere inquinata e intossicata da rumori e veleni. La cosa strana è che
questa la rimodulazione della ZTL nasce dopo il rapporto di Malaria e Città di Legambiente. 5 di Legambiente, che dice che Catania è la seconda città più inquinata d'Italia, cioè più inquinata della stessa Milano che ha milioni di abitanti. Non solo, ma è la città che ha più auto pro capite per il cittadino, 811 su 1000 abitanti. Questo ci dovrebbe portare a limitare ancora di più il traffico nel centro storico e in altri posti della città, in modo che la gente possa vivere in una città civile, in una città dove il benessere di ogni cittadino della stessa città sia priorità. Allora, contestualizziamo un po' quella che è la situazione. Alle nostre spalle c'è il Castello Ursino che sarà chiuso per i prossimi 2 anni per lavori di riqualificazione. In piazza Federico di Svevia adesso c'è una pista di ghiaccio per attrarre persone, perché effettivamente, Angelo, dobbiamo raccontare, noi venerdì scorso eravamo qui proprio per chiedere ai catanesi cosa ne pensassero di questa ZTL di sera, ed era una piazza effettivamente un po' vuota. Devo fare l'avvocato del diavolo. Abbiamo provato anche a invitare quelli che sono i ristoratori della zona. Effettivamente nessuno ha voluto parlare perché ci sono dei pensieri diversi fra i ristoratori anche all'interno dei stessi ristoranti. C'è chi dice che effettivamente questa ZTL non è un problema perché il ristorante era pieno prima ed è pieno tuttora, c'è chi si lamenta invece dicendo che appunto il catanese vuole parcheggiare la macchina davanti e ottenere il parcheggio, e c'è anche chi dice che effettivamente questa ZTL è divisa a metà, non è un trattamento impari perché c'è chi appunto può avere la zona aperta e chi la zona chiusa. Alfio, la domanda mi viene quasi spontanea, si parla appunto di parcheggi che non si trovano, però il parcheggio effettivamente poi qua non sarà comunque consentito anche con la ZTL aperta, ci sarà solo consentito il passaggio delle auto. Allora, che non verrà consentito il parcheggio delle auto in una parte della piazza che è invece attraversata dalle auto, c'ho qualche dubbio. Allora andiamo a verificare quello che è successo nel tempo, dove sono state inserite le ZTL e le isole pedonali, che so, a piazza Teatro Massimo, in via Tenea, in piazza Duomo, in piazza Università, in via Crociferi. Oggi se andiamo lì, se qualcuno pensa, il sindaco o chi per lui pensa di rivedere la ZTL in questo luogo, i commercianti del luogo farebbero una rivoluzione contro la rivisitazione della ZTL, perché lì come sappiamo basta andarci ogni sera, ci sono migliaia di persone che passeggiano tranquillamente, tra questi anche migliaia di turisti, e noi dobbiamo fare in modo che questa città sia civile, sia a misura d'uomo, come lo sono tante altre città dell'Europa. Edoardo, scusami, semplicemente per capire, a questo punto cosa significa? Significa che su piazza Federico di Svevia ci sono 2 aree, una dove la ZTL è attiva e un'area dove in realtà la ZTL viene sospesa, posso utilizzare questo termine, dalle 19 Angelo, ora con l'aiuto all'1 di notte? Dovrebbe essere questo? Esatto, con l'aiuto del nostro operatore Alfio Ossino, ti facciamo vedere che questa zona qui, che è quella che va dalla discoteca al Mar, cioè via Vela 10, la zona est, a via Garibaldi, effettivamente dovrebbe essere chiusa permanentemente. Poi da maggio, a questa aperta, da maggio effettivamente l'altra zona, che è quella ovest, che ora facciamo vedere grazie al nostro Alfio Ossino, il nostro operatore, rimarrà effettivamente chiusa. Questa cosa accadrà ovviamente poi da maggio, dal 21 maggio se non sbaglio, e a maggio chiaramente sarà tutto chiuso, però per adesso nel periodo invernale sarà questa quella che è la situazione che stiamo fotografando in questo momento. Ripeto, quello che ci sorprende è che i ristoratori non hanno voluto parlare, non hanno voluto prendere posizione, però a microfoni spenti ci hanno detto un po' quello che è il loro disagio. Alfio, come andrà a finire? Perché gli eventi, l'importante è anche questo punto, cioè eventi che non vengono fatti, si lamentano i ristoratori che oltre il pomeriggio giovani in estate, in inverno c'è poco e niente, se non questa pizza di ghiaccio, ma ripeto, venerdì scorso eravamo qua e le persone che erano presenti erano solamente 2 e la piazza era un po' desolata, era pure carnevale, quindi un periodo dove si aspettavano turisti o comunque gente qui in questa bellissima piazza.
Allora io direi che in estate qui è sempre pieno di gente, in inverno è stato sempre così, cioè dire, la presenza dei cittadini, dei consumatori diminuisce, ma questo è stato sempre così, non è chiaramente colpa della ZTL, dell'isola pedonale. Qui dobbiamo mettere in conto invece quello che è il benessere di tutti quelli che abitano qui, di tutti quelli che vogliono venire qui e consumare in santa pace e fare in modo che i cittadini di questo luogo possano riposare in pace, cioè dire, tranquillamente la notte, invece di essere presi a clacson e a smog, perché qui si respira aria pessima in certi momenti della giornata, quando questa piazza era un vero parcheggio senza sosta, cioè dire, la gente qui posteggiava in qualunque posto, in qualunque marciapiede, in qualunque angolo della strada. Grazie Sì, allora sì, Edoardo. assolutamente, ricordiamo che questa è una piazza come... Edoardo, Sì, semplicemente Angelo, vai tu. abbiamo ancora un minuto e le condizioni meteo non sono poi favorevolissime questa mattina, fortunatamente non sta piovendo. La sintesi, allora cosa possiamo dire? È un appello che viene rivolto a chi? Al sindaco Trantino? Al consiglio comunale? Sì, ovviamente al sindaco, ovviamente prima di tutto al sindaco, che non solo è l'amministratore di questa città, ma è la massima autorità sanitaria di questa città, e dunque anche per questo motivo, così anche come dice l'OMS, che chiaramente ha detto che ben 600.000 bambini muoiono a causa dello smog in tutto il mondo. Io non parlo chiaramente di Catania e dintorno, ma di tutto il mondo, che comprende anche la città di Catania. Si deve fare in modo che la città sia il meno inquinata possibile e non la seconda in classifica fra le città capoluogo d'Italia, cioè dire la seconda più inquinata d'Italia di polvere sottile PM10 e di biossido di azoto. Scusatemi, non voglio fare l'avvocato l'avvocato sana ed ecosostenibile. Non voglio fare l'avvocato di Enrico Trantino, che già fa lui di professione l'avvocato e amministra. No, io sto dicendo anzi che lui deve prendere una posizione. No, noi siamo stati gli unici quando si è installata la ZTL con lo slogan 10, 100, 1000 ZTL e isole pedonali a sostenerlo. E oggi chiediamo di ritornare indietro nei suoi passi, perché diciamo qui che il bisogna sindaco andare Trantino, vi chiedo scusa, in modo che la città abbia più zone, isole pedonali. Dobbiamo chiudere dicendo semplicemente che il sindaco Trantino dal suo insediamento si è sempre battuto per ZTL e questo è quello che va riconosciuto, allargato a moltissime aree della città. Un passo avanti e poi uno indietro. Vabbè, questo magari glielo possiamo ricordare. Sì, questo non lo metto in dubbio, tant'è vero l'abbiamo sostenuto noi. Grazie Angelo, allora grazie. Ad Alfio Lisi, grazie ad Edoardo Sergi. Parleremo ancora chiaramente di ZTL, non solo in piazza Federico di Svevia, ma anche in altre aree della città di Catania. Ci sono le pillole di Almanacco, subito dopo andremo a vedere le stelle e sentiremo cosa ci riserva per il fine settimana con Marco, il nostro Marco Amato. Oggi 7 marzo vogliamo rendere omaggio a coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita alla sicurezza e alla giustizia. Si tratta della giornata internazionale delle vittime del dovere delle forze di polizia, proclamata dall'Interpol per ricordare i caduti in servizio in tutto il mondo. Ma i gemelli sono tecnicamente dei cloni? I cloni sono esseri viventi geneticamente identici, quindi sì, i gemelli monozigoti sono cloni. Nascono quando un'unica cellula uovo fecondata si divide nell'utero in 2 cellule separate, dando poi origine a embrioni geneticamente identici. La clonazione ha la potenzialità di curare malattie utilizzando le cellule del paziente per formare tessuti funzionanti da trapiantare nel corpo, riducendo al minimo la probabilità di rigetto. Questo ambito risulta molto affascinante perché i progressi di questa tecnica potrebbero consentire di produrre interi organi da trapiantare. Siamo a venerdì, allora come anticipato andiamo da Marco Amato per il fine settimana. Buongiorno Marco, buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Pure
secondo me è come dico io, non è male questa, devo dire. No. Buongiorno Marco, cosa ci riserva il fine settimana? Allora, l'incipit della mia tazzina è un po' proprio il manifesto di come sarà questo fine settimana per i segni zodiacali, perché abbiamo i pianeti sensibili, Nettuno e Mercurio, quindi emozione e comunicazione, che si scontrano con Marte, scontro, forza. Entrambi, questa quadratura è nei segni di acqua, quindi si parla molto di punti di vista, di sentimenti, di chi subisce e di chi agisce. Di contro, però, la contraddizione in termini degli astri è che lo stesso Marte avrà uno splendido aspetto con Saturno e il Sole, il che significa che la bellicosità di Marte è tutta votata ad un chiarimento e ad una miglioria delle proprie condizioni, un po' come la situazione globale per adesso denuncia, ovvero una situazione di stato di calma apparente con delle tensioni e dei pareri molto ma molto controversi. Quindi succede che per Ariete, Marte è proprio il vostro pianeta, quindi siete interessatissimi da questi punti di vista e prese di posizioni. Un Ariete un pochino più pontificante in questo fine settimana, la Luna peraltro sarà in Cancro, per cui pontificherete un po' in generale, ma soprattutto sui sentimenti. Toro, questi aspetti giocoforza per voi non sono particolarmente nefasti, fermo restando che si devono aggiustare una serie di cose intorno a voi. Il consiglio delle stelle per voi Toro è quello un po' di stare a guardare, proprio perché avete bisogno di non influenzare più gli eventi, ma che gli eventi prendano forma e si confacciano a quello di cui avete bisogno o semplicemente che sperate. Gemelli, il segno della comunicazione chiaramente in questo bailam planetario fa il furbetto, proprio perché il più dotato in questo senso ascolterà prima il Gemelli, ciò non di meno avrà dei lampi di genio con cui stupirà tutti nel suo dire, assolutamente più dediti all'amore i Gemelli. Cancro, siete proprio lo scenario in cui Marte e Luna agiranno. Luna potentissima per voi questo fine settimana, per cui è in famiglia, negli affetti e nella vostra realtà, che prenderete una posizione anche un po' caporalesca e che deciderete di fare a modo vostro. Leone, un fine settimana è fatto di tante considerazioni, di tanti ripensamenti, ma sicuramente con tutta una serie di rinvigorimenti, proprio perché Marte e Sole vanno d'accordo, il Sole è il vostro astro, passione, intensità, quindi un razionale impiego dell'uso del vostro tempo. Vergine, questi movimenti planetari per voi sono assolutamente avvantaggiati da Marte e la Luna, proprio perché qualcuno o qualcosa vi rassicura sulle cose da fare, sul modo di procedere, sulle soluzioni da trovare. E in amore, è un weekend ottimo per voi Vergine e decisamente dedicatevi a quello, c'è bisogno. Bilancia, la vostra giornata, il vostro weekend per meglio dire, avrà una serie di contraddizioni in termini, proprio perché siete il segno della valutazione. Mercurio e Venere sono in opposizione e Marte e la Luna in quadratura. Sarà un weekend pieno di una marcord di ricordi e di considerazioni strategiche su come siete arrivati a determinate condizioni o meno. Scorpione, questi movimenti planetari ancora vi fanno gioco perché solo Saturno sono in pesci e Marte e la Luna in Cancro, quindi trigono da tutti e due i lati. Tra i due litiganti il terzo gode e lo Scorpione in questo fine settimana sarà assolutamente il terzo in una maniera vantaggiosa e per niente classificatoria. Sagittario, una doppia quadratura di Sole e Saturno ancora vi limitano un po', ma avete imparato il gusto di saper aspettare e riuscire a farvi stare buoni a voi che siete dei positivisti scalpitanti, è un grande successo planetario. Un po' di pazienza, ma certamente avvalorata dal fatto che la Venere è di Trigono, l'amore c'è, tutto il resto è filosofia. Capricorno, voi avete l'esigenza di sentirvi assolutamente capiti, anche perché Marte e la Luna saranno in opposizione, quindi sarà proprio con il partner o con tutta una serie di referenti affettivi
obiettivi che proprio non vi scontrerete un po'. Per voi sarà importante fare capire le vostre ragioni, e chiari e perentori come siete ci riuscirete. Acquario, anche a voi tutto questo bailam planetario vi lascia alquanto indifferenti. Un acquario che alla chetichella riesce assolutamente a raggiungere i suoi obiettivi in questo fine settimana molto placido e di recupero. Affettivamente tutta una serie di intrecci di Venere stanno giocando a vostro favore per costruire una bellissima storia d'amore. Termino con i pesci, che sono il segno zodiacale altro in cui questi movimenti planetari accadono. Saturno e Sole nel vostro segno zodiacale vi rendono forti e vigorosi, ma è ora di prendere la situazione in mano, perché certe cose non devono accadere più e quindi sarete più educatori e anche a volte un po' più censori. E detto questo, auguro a tutto lo zodiaco, a tutta la Sicilia, a tutto lo staff di Antenna Sicilia uno splendido fine settimana. Marco, a lunedì. Allora adesso andiamo di nuovo da Emanuela, vediamo i quotidiani, una curiosità ce l'abbiamo stamattina? Qui ci voleva una musica in sottofondo però, perché per leggere questa notizia. Ah, questa certo. Profondo Rosso, siamo sulla Stampa, festeggia 50 anni, è un film proprio un cult ormai, 50 anni di paura. Nel 1975 appunto usciva questo capolavoro firmato da Dario Argento, thriller spartiacque del cinema italiano. E perché dicevo una musica? Perché il brano dei Goblin resta ancora oggi il brano più richiesto. E poi vediamo alcune immagini di Profondo Rosso, intanto il pupazzo espressionista in alto, poi che tra l'altro era stato creato dal futuro premio Oscar Carlo Rambaldi, poi c'è Clara Calamai e David Hemmings, i protagonisti in una scena del film, e poi Dario Argento appunto che ha firmato questo capolavoro. Avrebbe dovuto essere un giallo, ha detto lui, ma non mi andava di ripetermi. Il titolo è un omaggio ai Deep Purple, ecco perché Profondo Rosso. E poi una bella notizia invece che riguarda questo lupacchiotto, si chiama Nemo, il lupo di cui si è parlato in questi giorni perché era caduto nel naviglio. Per che cosa? Per inseguire una nutria, ecco, è finito nel naviglio, acque gelide e via dicendo, però è stato salvato, adesso è in fase di guarigione, si trova nel centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Monte Adone sull'Appennino bolognese. Insomma c'è ottimismo, il lupo è giovane e presto si riprenderà, ma ha subito un fortissimo stress ovviamente per questo piccolo incidente per la nutria. Grazie Emanuela. Allora noi ci salutiamo in musica e arriva subito, lo vediamo e lo sentiamo subito, quello che è stato un grande successo a metà degli anni 80, usciva esattamente il 7 marzo del 1985, We Are the World. È un grande successo firmato da Michael Jackson e Lionel Richie, che misero insieme tantissimi artisti, tanti, 45 se non ricordo male, 100 milioni di incassi per un fine benefico, per chiaramente aiutare chi magari era in difficoltà. Grazie, ci vediamo lunedì con Buongiorno Sicilia, a tutti l'augurio di un buon fine settimana.